Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a un nuovo appuntamento dedicato alla natura, come vi avevo promesso. Immaginate, allora facciamo un gioco, chiudete gli occhi e provate ad annusare fuori dalla finestra se non siete nel pieno centro cittadino. Immaginate i prati, i nostri territori, lo sentite quel profumo di primavera che sta già bussando alle nostre porte? Da marzo a giugno il Friuli Venezia Giulia si trasforma in una vera e propria dispensa a cielo aperto. Dai prati del Carso e le valli della Carnia spuntano i veri gioielli della nostra terra. Il tenero sclopit o silene, il tarassa col nostro amatotale, le ortiche, l'aglio orsino. È il momento perfetto per rigenerarsi con i sapori autentici e selvatici del nostro territorio. Partiamo subito con una ricetta, un classico intramontabile ma sempre ottimo. È un buon modo per accogliere la primavera, il risotto allo sclopit. Come lo prepareremo? Ci serviranno 320 grammi di riso Carnaroli, un bel mazzo di sclopit fresco, uno scalogno, brodo vegetale, un bicchiere di vino bianco fermo, burro e formaggio stravecchio per mantecare il tutto. Andremo quindi a rosolare lo scalogno con un filo d'olio, aggiungeremo lo sclopit tritato grossolanamente e lo faremo appassire. Andremo a tostare il riso, sfumare con il vino e portare a cottura con il brodo. La magia sta nel finale, attenzione! Andremo a mantecare con burro freddo una grattugiata di formaggio locale. Insomma, il nostro piatto saprà di prato e di sole. Cosa volete di più? È tempo anche di scoprire però che cosa ci porta la primavera non solo nel piatto ma anche intorno a noi. Questa settimana la nostra rubrica si tinge di verde, infatti con tante proposte anche per l'orto e il giardino. E a proposito di fiori, a cucinare alla fiera di Pordenone avremo un ospite d'eccezione. Infatti presso il nostro stand, ma anche al padiglione 5 di Orto e Giardino ci sarà Gardenanna che porterà tutta la sua competenza, una selezione meravigliosa di piante proposte per i vostri spazi verdi, ma anche tantissime aromatiche, fiori edibili che potete mettere nei piatti per colorare le vostre insalate e rendere i vostri piatti appetibili e bellissimi. E poi vi ricordo che vi aspettiamo lì, sempre alla fiera di Pordenone, a cucinare dal 7 al 10 marzo e che il 7 c'è l'appuntamento con lo show cooking di Chiara Canzoneri e il suo viaggio tra pane, vino e poesia e non potete assolutamente mancare. E infine, per chi ha la passione per l'orto, c'è un piccolo segreto da non dimenticare, perché la fatica si dimezza con gli attrezzi giusti. Passate da Filotensili Natisone a San Giovanni al Natisone e in particolare alle Proso di Premariacco sulla strada Cividale Oleis, perché trovate tutto quello che vi può servire per l'orto e per il vostro giardino, che dobbiate potare le aromatiche o preparare il terreno. Dovrete avere le cesoie e le zappe perfettamente affilate, tutto ciò fondamentale per la salute delle piante ma anche per la vostra schiena. E mentre vi prendete cura del giardino iniziamo a pensare anche alla tavola delle feste, perché la Pasqua manca davvero poco e dai supermercati Bosco di Trieste l'atmosfera si fa dolcissima. Sono arrivate infatti le prime uova di cioccolato, le soffice pinze triestine e le colombe artigianali. La Pasqua è già nell'aria, la sentite? Vi viene già voglia di festeggiare, di staccare un po', di godere della freschezza ma anche del calore del sole che è già bello potente. Se invece volete andare a raccogliere le erbe dove l'aria è più pura, allora vi porto a Camporosso in Val Canale. Lì, dopo una bella passeggiata a caccia di erbe spontanee, ne troverete tante tra i boschi. La sosta obbligatoria ovviamente da David. Fatevi coccolare dai loro prodotti tipici e portate a casa un po' di quel calore montano che solo loro sanno offrire. Potete anche farvi servire una delle loro ottime tisane, mangiare una torta o un buonissimo panino che appunto vi ripropone la freschezza del territorio. Tranquilli, siete a dieta e volete rimanere in forma? Potete approfittare delle insalatone fantastiche di David, gustosissime e sazianti. E infine, per completare il weekend, allora non vi resta che fare anche un salto a Sappada, da Alimentari Cardis, dove trovate sapori rustici, ma anche tanti souvenir da portare a casa per avere con voi sempre il gusto della montagna. E poi a Cortina, protagonista delle Paralimpiadi, la pasticceria Ghedina, per un finale immancabile in dolcezza, ma anche per trovare già tutte quelle che possono essere le proposte per la vostra tavola di Pasqua e tutti i dolci per la vostra Pasqua. Infine, ultimo consiglio di benessere, non poteva mancare l'infuso di tarassaco e ortica che abbiamo preparato per voi. Chiudiamo con una coccola e relax ovviamente. Questo infuso benefico made in FVG è veramente un toccasana per il nostro fisico e poi è di stagione perché andremo a raccogliere proprio le erbe fresche. Come lo
lo prepareremo? Faremo bollire dell'acqua, metteremo in infusione per 10 minuti un mix di foglie essiccate di tarassaco, che è drenante, e ortica rimineralizzante. Aggiungerete dunque un cucchiaio di miele di tarassaco locale per questo concentrato di salute che vi farà davvero brillare. E allora a questo punto non vi resta che godervi il vostro infuso, le vostre ricette, fare scorta per la Pasqua, mentre Radio Chef vi augura una settimana splendida tra fiori, erbe e tanta buona cucina e vi aspetta in fiera a cucinare a Pordenone dal 7 fino al 10 di marzo. Saremo lì e assolutamente queste date le dovete segnare in calendario perché noi vi aspettiamo e sarà un bel modo per ritrovarci attraverso profumi e sapori del territorio. Grazie a tutti, vi aspettiamo anche sui nostri social e sul sito radio.0.it dove trovate tutte le ricette di Radio Chef. Ciao!